Diamo il benvenuto a Cristian Vida, delegato all'internazionalizzazione di Confindustria Udine, al quale chiedo appunto: le imprese del nord-est sono le più propense, diciamo tra le più propense in Italia al mercato dell'export, all'export. Cosa sta facendo Confindustria per incrementare questa propensione e se ci sono appunto dei progetti in cantiere a riguardo? Buongiorno a tutti. Confindustria ormai da anni ha dei propri uffici all'interno di ogni territoriale che si occupano proprio di accompagnare, non solo sotto il profilo commerciale, ma di accompagnare sotto il profilo degli investimenti, dei crediti, della potenzialità che ci possono essere su determinati paesi, focalizzandosi su determinate aree del mondo. Noi come Confindustria Udine abbiamo avuto un lungo trascorso su tutta l'area dei Balcani, Serbia in particolare, ma poi tutto quello che ci sta attorno, con degli insediamenti anche importanti da parte di aziende friulane, e nostra intenzione è quella di collaborare costantemente con tutti gli organi istituzionali nel cercare di trovare delle vie di comune accordo su cui andare a lavorare insieme. Bene, e oggi è delegato all'internazionalizzazione, ma fino allo scorso anno era capogruppo alle industrie alimentari e bevande, quindi le chiedo come sta andando il mercato, il settore agroalimentare qui nel Friuli Venezia Giulia. Allora, diciamo che per fortuna l'alimentare di suo è anticiclico, quindi subisce le crisi in ritardo, subisce le riprese in ritardo. In questo momento l'agroalimentare sta soffrendo soprattutto per una mancanza di un mercato interno importante. Mercato interno che, ricordiamo, assorbe delle percentuali decisamente elevate per quanto riguarda soprattutto l'agroalimentare fresco, quindi parliamo di salumi, formaggi, piuttosto di verdura e frutta, in cui Friuli Venezia Giulia ha delle produzioni importanti, molto grandi, 2 DOP ben conosciute in tutta Italia, Montasio e prosciutto crudo di San Daniele, che ovviamente sono famose e per fortuna nostra ancora molto tutelate sotto questo profilo. E sotto il ragionamento generale c'è stata una resistenza, per fortuna, a quella che è stata la crisi, e quindi le aziende sono ancora sane, solide, aziende familiari che stanno portando avanti e si stanno affacciando sempre di più verso l'estero. A proposito di estero, parlando a delle imprese giovani che tentano di intraprendere la strada dell'internazionalizzazione, che cosa direbbe? Beh, internazionalizzare è organizzazione interna innanzitutto, ben prima che pensieri, nel senso che la struttura commerciale di un'azienda che va all'estero deve essere una struttura organizzata, formata da persone fresche che abbiano voglia di viaggiare, che conoscano bene le lingue e che abbiano degli scopi chiari. La proprietà, la direzione deve dare degli scopi chiari all'export manager e soprattutto non pensare di andare a colpire 100 paesi contemporaneamente. Bisogna capire il proprio prodotto e bisogna capire dove il proprio prodotto può essere venduto e dove il proprio prodotto può avere il feedback migliore, perché non tutti i paesi nel mondo sono uguali, dipende molto anche dal tipo di prodotto che vai. Ad esempio, io faccio salumi e per me tutta l'area araba ovviamente è un'area che è completamente chiusa al mio mercato, ma per assurdo lo è chiuso anche un mercato come la Cina, dove le autorizzazioni che vengono richieste sono talmente difficili che rendono impossibile a delle aziende medio-piccole o start-up di poter accedere, quando invece ci sono dei mercati assolutamente molto più importanti, come può essere il Giappone, come può essere la Corea, che sono comunque dei mercati difficili, ma dei mercati in forte espansione e che sono anche semplici da approcciare perché si trovano dei partner dall'altra parte che hanno delle idee molto chiare. Bene, ringrazio Cristian Vida, arrivederci.